Presidente, cerimonia di inaugurazione del nuovo porto dragato di Marano Lagunare, una situazione finalmente positiva anche per chi deve lavorare con un dragaggio ben fatto. Beh sì, erano lavori attesi da tantissimi anni dalla comunità di Marano, siamo riusciti in pochi mesi a completarli. Ora per quanto riguarda i canali che sono intorno all'area di Marano sono tutti eseguiti ormai gli escavi e siamo ad una profondità di almeno meno 2,50 metri, quindi diciamo così abbiamo restituito alla città di Marano la possibilità quindi di poter utilizzare questi canali sia per il diporto che per la pesca, sia insomma per tutte le attività della comunità. Ne siamo particolarmente soddisfatti, adesso però continuiamo a lavorare perché la laguna è un territorio comunque fragile e delicato e i lavori che stiamo facendo sul piano delle barene vanno nella direzione appunto di metterle in sicurezza. Questo è stato un lavoro straordinario, ma d'ora in poi si lavorerà invece su un piano ordinario, ovvero si parlerà di dragaggi fatti con una previsione certa. Sì, il punto è questo, noi abbiamo atteso per tanti anni questi dragaggi come ahimè è capitato in tante altre parti della nostra regione, questo significa che tutto diventa emergenza, tutto diventa una corsa alla realizzazione, spesso si complicano le cose. Siamo andati invece per la prima volta nella direzione di avere un piano regionale dei dragaggi che ci ha permesso di rientrare direi quasi in una situazione di ordinarietà e quindi noi vorremmo che appunto la draga fosse come dire, uno strumento che ordinariamente si vede nei vostri canali, perché significa che si sta mantenendo appunto la profondità giusta. L'intervento d'emergenza quello vorremmo sempre evitarlo e quindi insomma il piano dei dragaggi va in quella direzione. Assessore Santoro ha inaugurato quindi il nuovo canale navigabile di Marano, quindi la pesca adesso sarà molto più semplice con un dragaggio finalmente adeguato, però si parla già anche di futuro, nello specifico del piano morfologico. Di cosa si tratta? Si tratta di un piano di assetto della laguna che stiamo formulando insieme alle università di Udine e di Trieste, in modo tale che questi dragaggi non siano più un'eccezionalità nella vita delle comunità che affacciano appunto sulla laguna, ma diventino un modo normale e ordinario di manutenzione della laguna stessa. È un richiamo un po' al passato, quando le draghe facevano parte integrante del paesaggio della laguna, proprio perché è un elemento vivo che ha bisogno di manutenzione continua. Dunque solo avendo un progetto di insieme, di completamento di quest'opera possiamo appunto fare dei programmi pluriennali ordinari di manutenzione. Si è lavorato anche con una sorta di allineamento delle istituzioni. Quanto è importante quindi fare squadra in queste situazioni? È assolutamente fondamentale. Molto spesso facciamo riferimento alla burocrazia, ma in questo caso come elemento negativo, ma in questo caso tutti gli enti, tutte le istituzioni che ringrazio particolarmente hanno avuto a cuore il risultato da ottenere e quindi i dragaggi, a cuore un risultato importante per la comunità e hanno agito tutti nella stessa direzione. I tempi di realizzazione e di progettazione di questa opera dimostrano che quando le istituzioni tutte insieme condividono dei progetti e condividono l'obiettivo si può fare in tempi assolutamente brevi, in tempi assolutamente compatibili con le attività economiche.